Burgio protagonista anche quest'anno con la nuova edizione 2017-2018 dei presepi appunto natalizi di Burgio, ma vediamo meglio qual è il programma delle manifestazioni che il Comune ha organizzato. Sì, quella che si svolgerà quest'anno è la 10ª edizione di Presepi in Festa. Anche quest'anno ci saranno in giro per il paese 15 musei realizzati con materiali vari, dalla ceramica alla pietra, al pane, alla terracotta, appunto realizzati dai cittadini e che saranno esposti dal 22 di dicembre, giornata in cui ci sarà l'inaugurazione appunto, fino al 6 di gennaio. Vi sarà anche la presenza di un presepe vivente che appunto sarà presentato nel corso di questi giorni. Per cui io approfitto per invitare i telespettatori a venire a Burgio a godere di questa giornata. All'interno appunto di queste iniziative ci saranno poi dei momenti diciamo culturali, vi saranno delle presentazioni di libri, approfitteremo anche di una giornata esattamente il 23 di dicembre per presentare il libro e il CD della manifestazione Tintinnabola realizzata con il nostro artista Ezio Noto, quindi sarà anche quello un momento importante. Poi ci saranno, come dicevo, presentazioni di libri, varie manifestazioni diciamo, di contorno ai presepi in festa.